Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana alla scoperta di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 582 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. San Casciano dei Bagni è conosciuto fin dall'antichità per il beneficio delle sue acque termali. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Paolo Morelli. Benvenuti a San Casciano dei Bagni, uno dei comuni più meridionali della Toscana, e siamo al confine con Lazio e Umbria, quindi siamo proprio nel centro dell'Italia. Questo confine tra regioni si riflette anche su quello che è l'ambiente del nostro territorio comunale, che si divide in due parti sostanzialmente. Una parte che anticipa la Val d'Orcia e arriva fino a sotto le pendici del Montamiata, e una parte che invece richiama la parte finale della Val di Chiana e caratteri più umbri rispetto al resto del territorio. Queste due aree differenti trovano loro fulcro in due borghi, nelle due frazioni del nostro comune, che sono Celle sul Rigo, nella zona delle Crete, quindi quella più vicina alla Val d'Orcia, e Palazzone su quella della Val di Chiana. Entrambi sono due borghi di origini antiche. Celle risale al periodo etrusco, Palazzone è lo sviluppo di una villa romana, di una fattoria romana sorta lungo la Cassia Consolare, quindi hanno tradizioni antiche legate soprattutto all'agricoltura. A dividere queste due aree c'è un crinale roccioso, la nostra fonte di ricchezza, perché da questo crinale roccioso sgorgano da 43 fratture di queste rocce 43 sorgenti termali. Intorno a queste sorgenti termali è nato San Casciano dei Bagni, quindi San Casciano dei Bagni risale proprio alla notte dei tempi, da quando l'uomo ha cominciato a scoprire le proprietà terapeutiche dell'acqua termale, di quest'acqua calda che sgorga in maniera copiosa e ci fa uno dei bacini termali più grandi d'Europa. E intorno alle terme poi è nata l'economia di San Casciano dei Bagni e dei centri vicini. Quindi nei secoli abbiamo avuto momenti di splendore nella parte romana, soprattutto nel Seicento, quando venivano da tutta Europa. Il Granduca stesso mandava i suoi ospiti a curarsi a San Casciano. E ora abbiamo riscoperto in maniera veramente importante la risorsa termale, avendo uno degli stabilimenti termali più apprezzati a livello internazionale. La parte medievale ha il suo fulcro nella collegiata di San Leonardo, una delle più antiche della diocesi di Chiusi, e intorno al castello. Il castello che è stato ricostruito agli inizi del Novecento su quelle che erano le fortificazioni che risalivano addirittura alla residenza dei Visconti di Campiglia, che intorno all'anno 1000 fino al 400 governavano San Casciano dei Bagni. E anche il paese degli Stemmi, perché era sede di podesteria. Quindi la podesteria sostanzialmente era una delle suddivisioni amministrative della Repubblica di Siena, poi ereditata dal Granducato di Toscana, e a San Casciano venivano mandati le famiglie importanti di Siena, quindi troviamo gli Stemmi dei Piccolomini, dei Tolomei, dei Petrucci, che venivano a fare il podestà a San Casciano e lasciavano poi il loro segno. Il gonfalone di San Casciano dei Bagni è proprio l'emblema del legame tra San Casciano dei Bagni e le sue terme. Quindi anche qui da secoli, perché abbiamo un architrave nel Palazzo Comunale che risale al 500, e già era questo lo stemmo, e rappresenta le tre grazie che si immergono nelle acque termali di San Casciano. Adesso andiamo a conoscere Don Antonio Nutarelle, parroco di San Casciano dei Bagni.
Sono il parroco di questa parrocchia che è intitolata a San Cassiano. Da qui il nome del paese, San Casciano dei Bagni, perché si trova un complesso termale che dà prestigio, dà un certo calore, dimensione nazionale, forse anche più, al nostro comune e alla nostra parrocchia. Io sono il parroco di questa comunità da circa 6-7 anni e quindi ho appreso, come in una famiglia, i primi elementi dell'essere sancascianese, che è un titolo soprattutto nei confronti delle due altre comunità, Celle sul Rigo, che è la prima frazione, seconda per abitanti, dedicata a San Paolo Converso. E l'altra più piccola, inferiore, palazzone, che è intitolata a Santa Maria Assunta. Presentiamo ora la nostra bella collegiata, sì, perché qui siamo in una collegiata eretta nel 1619, quindi abbiamo appena festeggiato i 400 anni con la presenza del Vescovo, con la costituzione di una compagnia antica che è dedicata alla Madonna del Rosario. Come vedete sulla sinistra dell'altare maggiore c'è questa statua alla quale ci si riferisce in modo particolare per la devozione mariana. Attualmente c'è anche la compagnia del Corpus Domini che è appoggiata alla chiesa inferiore, che era la prima chiesa, mentre ora ha preso il nome di Compagnia di Sant'Antonio Abate. Sull'altare maggiore si trova la pala stupenda dal punto di vista cromatico dell'Orioli, un pittore senese che però fu influenzato dallo stile marchigiano, e su questa pala è rappresentata la gloria di Maria, Maria che viene incoronata regina dall'Eterno Padre. Ai piedi di essa, in ginocchio sulla sinistra, possiamo contemplare San Cassiano, vescovo, con tutte le sue insigne episcopali, e dall'altra San Leonardo di Noblac, eremita, che è il santo protettore di questa chiesa. All'interno ci sono altre opere, un San Sebastiano, un San Michele. Vi devo anche consegnare un piccolo tesoro che abbiamo nella chiesa della Concezione, nella contrada del Pozzo, con una magnifica rappresentazione dell'Immacolata del Pomarancio, questo pittore che ha lasciato segni in Toscana, soprattutto a Volterra. Comunità viva, una comunità che sente fortemente la partecipazione alla liturgia attraverso il coro parrocchiale, che è guidato da un giovane, e auguriamo a noi e a lui che possa sempre di più partecipare anche alle altre comunità cristiane. Oltre poi la liturgia delle domeniche, dei giorni solenni, abbiamo soprattutto il giorno del Palio con la partecipazione delle contrade che entrano solennemente in chiesa, ricevono la benedizione e poi si presentano al popolo, a tutti i turisti specialmente che partecipano a questo palio, attraverso le vie del paese e poi nella piazza. Lì si svolge questa gara delle ranocchie. Altre solennità sono legate soprattutto alle feste patronali,
per Celle sul Rico San Paolo e per Palazzone la festa della Santa Maria Assunta e la festa di San Michele Arcangelo nel castello di Fighine, altro luogo caratteristico che fa onore, diciamo, dà anche uno spazio un pochino più salubre a questa comunità, a questo paese. In uno degli ospitali agriturismi del luogo con la signora Enrica Bartolini andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena. Benvenuti all'Agriturismo Il Poggio. Ci troviamo in una posizione molto bella perché da qui siamo proprio nella parte iniziale del Parco della Valdorcia, quindi abbiamo proprio una campagna bellissima che possiamo visitare sia a piedi che a cavallo. Infatti noi in azienda abbiamo i cavalli con un centro ippico. Qui abbiamo i prodotti della nostra, diciamo, terra, quindi sia della nostra azienda agricola che di altre aziende agricole del nostro comune. I pisci, un piatto che era povero perché era senza uovo, quindi acqua e farina, e un condimento, l'aglione, a base di olio, peperoncino, pomodoro e aglio. Possibilmente se si usa l'aglione della Val di Chiana viene ancora più buono. Poi abbiamo il buglione, è un altro piatto povero, deriva da buglio, cioè che era questa pentola dove veniva messa la carne che di solito o avanzava e quindi veniva poi cotta piano piano, insaporita con dell'olio, sempre pomodoro, un po' di peperoncino. Era uno dei piatti buonissimi che però era un po' di recupero. Vediamo qui gli oli che vengono prodotti da aziende agricole del nostro comune. È un olio Terre di Siena, quindi una DOP, anche questo, biologico, sono quasi tutti biologici. Poi abbiamo la ribollita, una zuppa toscana e ogni zona della Toscana un po' la interpreta a modo suo, però la ribollita di base, ecco, ha tutte le verdure, chiaramente, il cavolo nero e poi viene ribollita di nuovo con il pane, quindi il pane raffermo. Questi sono tutti salumi. Noi nella nostra azienda agricola abbiamo l'allevamento di Cinta senese. È una carne molto ricercata proprio per la sua bontà, per le sue caratteristiche organolettiche e consideriamo che è l'unica DOP nei suini in Europa. Abbiamo il nostro formaggio, il pecorino, poi ecco abbiamo i dolci, gli zuccherini di magro e i cantucci. I cantucci è proprio un tipico dolce senese con le mandorle. Qui abbiamo tutti i vari sughi che vengono fatti sia con la cinta senese che con anche chianina. Nel tavolo alle mie spalle abbiamo i vini prodotti nel nostro comune. Il nostro comune ha due denominazioni, cioè due DOC. Una denominazione è il Chianti Colli Senesi e un'altra denominazione è la DOC Orcia. Nel nostro caso abbiamo un'orcia sangiovese in purezza e un'orcia con sangiovese, merlot e cilieggiolo. Vi aspettiamo nel nostro agriturismo Il Poggio con grande piacere e in tutte le stagioni, che la campagna è bella in tutte le stagioni. Anche tutti gli agriturismi del comune, ci sono molti e molte anche strutture che vi possono accogliere con grande piacere. Con il
vice sindaco e assessore al turismo Agnese Carletti andiamo a conoscere le manifestazioni più importanti e le altre curiosità di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena. San Casciano è un comune a vocazione turistica e indubbiamente le acque calde, le acque termali sono il nostro punto di forza e il motivo attorno al quale ruota tutta un'economia turistica che ci permette di essere conosciuti in tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo. Però le nostre caratteristiche e gli elementi che ci contraddistinguono sono molti. Siamo uno dei borghi più belli d'Italia, siamo borghi bandiera arancione, siamo città del vino, città dell'olio, città della Chianina. Abbiamo un sacco di riconoscimenti che sottolineano quanto l'attenzione al territorio e ai prodotti tipici sia importante e sempre mantenuta molto alta. Abbiamo più borghi, il San Casciano dei Bagni che è il capoluogo, e poi ci sono le frazioni e ognuno ha una sua storia, una sua caratteristica, ha delle sue feste particolari. Per quanto riguarda le manifestazioni, siamo a Celle sul Rigo e quindi non possiamo non citare la manifestazione più antica, tra l'altro, di tutto il comune, che è la Sagra dei Pici. Ma non solo Pici, abbiamo il vino e quindi a Palazzone, famoso per il suo vino Chianti di OCG, ogni mese di luglio si celebra la festa del vino, festa nella quale si possono appunto assaggiare i vini dei vari produttori della zona. A San Casciano invece non è da meno e quindi lui celebra invece un altro nostro piatto tipico che è il ciaffagnone, che è una specie di frittella fatta con uova, acqua e farina e viene celebrato invece nel mese di giugno con una sagra appunto a lui dedicata. Ci sono poi le manifestazioni invece più goliardiche, ad esempio come il Palio di San Cassiano che si svolge a San Casciano dei Bagni sempre la domenica precedente il 13 agosto che è la data in cui viene celebrato il santo patrono San Cassiano. Poi a Celle sul Rigo c'è invece il Palio del Cacio che è un altro gioco che si celebra durante la settimana di Ferragosto che ha come protagonista la forma di formaggio. La Via Francigena tocca la frazione più piccola del comune che è Ponte Arrigo, che collega la Francigena toscana con la Francigena laziale. L'invito è quindi a venire a San Casciano, scoprire le nostre caratteristiche, scoprire quelle che sono le cose più importanti e più evidenti come l'acqua, ma scoprire anche tutte le piccolezze e le perle che si nascondono all'interno di tutto il territorio comunale. Con il dottor Paolo Ceccarelli, specialista in medicina termale, andiamo a scoprire i benefici derivanti dalle eccellenti acque termali di San Casciano dei Bagni. Benvenuti alle Terme di San Casciano, centro termale Fonteverde. Siamo qui nella splendida cornice della Val d'Orcia, in un posto voluto fortemente da persone estremamente radicate nel campo del termalismo e che fin da 20 anni fa ha portato specialisti di varia estrazione, dell'hotellerie, delle terme, a lavorare per questo progetto di cui ancora oggi noi siamo molto orgogliosi. Le Terme di San Casciano hanno una storia antichissima, da prima ancora degli Etruschi, poi l'epoca romana, il Medioevo, fino all'Ottocento e al Novecento, periodo di massimo splendore di tutte le terme italiane. Da circa 20 anni
Questo centro è stato completamente ristrutturato, fornito di un albergo a 5 stelle e di una struttura spa termale di primissimo livello. Tutto ciò però nasce intorno a quella che è la vera risorsa naturale delle terme, cioè la fonte di acqua termale. Le nostre acque sono definite bicarbonato, solfate, calciche e magnesiache proprio perché in base alle caratteristiche principali questi 4 elementi concorrono a determinare l'effetto terapeutico. Quali sono gli utilizzi di queste acque? Innanzitutto la cura delle affezioni croniche recidivanti di 2 sistemi, l'apparato locomotore e l'apparato respiratorio. Quindi tutte le condizioni dove i pazienti affetti da problematiche che si ripetono ogni anno e che li affliggono per 2 o 3 mesi, a volte per tutta la stagione invernale, vengono da noi per poter riequilibrare le proprie condizioni di salute. L'utilizzo dell'acqua è paragonabile a un cortisone naturale, cioè a una sostanza antinfiammatoria priva di effetti collaterali. L'effetto antinfiammatorio si traduce in una cura dei problemi muscolari, artrosici, degenerativi dell'apparato locomotore e altrettanto in modo valido una cura delle affezioni respiratorie croniche che vanno dalle banali ma certo molto fastidiose riniti e sinusiti fino a problemi più importanti quali le bronchiti croniche e le forme asmatiche. Tutto ciò viene realizzato con una semplicissima applicazione a contatto delle acque termali sul nostro corpo. Le tecniche e i mezzi sono quelli classici e famosi del termalismo italiano, quindi i fanghi per curare i dolori reumatici, le inalazioni, l'aerosol e l'umage sono le tecniche invece per migliorare la pervietà e il flusso dell'aria nelle vie respiratorie. Ciò ovviamente si realizza con un percorso di trattamenti che devono durare almeno 4-5 giorni, ma quello che tutti apprezzano del nostro centro e delle nostre acque è quell'effetto di benessere e di rinvigorimento che si ottiene anche facendo solo una mezza giornata di bagni dentro le nostre piacevoli acque a 37 gradi di temperatura. Una parte del territorio di San Casciano dei Bagni è conosciuta per i suoi vini. Con il produttore vitivinicolo Giacomo Mori andiamo a visitare una cantina del luogo. Siamo a Palazzone nella cantina della Mori, che è la cantina della mia famiglia da oltre 200 anni, che opera a Palazzone nell'attività dell'agricoltura e soprattutto nel settore vitivinicolo e olivicolo. La cantina nasce alla fine del Settecento, adesso siamo nella zona di invecchiamento, quindi tutta la zona interrata. Ai livelli superiori c'è la parte di vinificazione e ancora sopra siamo a parte abitativa e parte della vinsantaia, dell'invecchiamento dei vinsanti. Il territorio di Palazzone nasce proprio con la cantina Mori, con la vocazione vitivinicola ormai plurisecolare e è stata inserita fin dall'inizio nell'ambito del territorio del Chianti. L'attività vitivinicola si è sviluppata nei 200 anni, sempre portata avanti dalla stessa famiglia, e in questi ultimi decenni si è aperta anche a un mercato estero che era stato abbandonato alla fine dell'Ottocento. La produzione tipica di questa azienda è stato sempre il Chianti, con qualche corollario di vini particolari. E in questo momento si sta facendo, e questa cantina l'ha già fatto, tutta una riconversione a produzioni biologiche. Anche gli altri produttori che sono oggi presenti qui alla presentazione dei vini stanno facendo o hanno già fatto la riconversione a produzione biologica, sia per il Chianti che per le altre produzioni aziendali, che un'altra tipica è l'olio d'oliva. Il
comune di San Casciano dei Bagni è inserito sul territorio della diocesi Montepulciano Chiusi Pienza. Andiamo ad ascoltare il messaggio del vescovo Monsignor Stefano Manetti. Qui è la diocesi che è mediamente vasta, 1200 km² circa, ha grandi spazi naturalistici e di una bellezza che tutti conoscono, diciamo. E ogni borgo è un gioiello, è un mondo a sé. Ha le sue tradizioni, la sua religiosità, quindi le sue feste patronali, a cui è sempre legato un palio. San Casciano dei Bagni, per esempio, hanno dei pali più simpatici, perché è il palio della ranocchia, è una festa bella. A San Casciano si rimane colpiti perché sbuca questo castello da questa macchia verde. È stato notissimo nei secoli dal XVI al XVIII, anche XIX, per le terme. Lì c'è un sito dove probabilmente sono le terme più antiche che si trovano in diocesi, conosciute anche a tempi prima di Cristo, frequentate dai romani ovviamente, e poi sono state cristianizzate questo luogo. Attualmente sorge proprio sulla sorgente una chiesa che era un'antica pieve, Santa Maria ad Balnea, dove sotto l'altare c'è la fonte dell'acqua, una cosa molto bella. L'invito è: venite a San Casciano dei Bagni, ricreatevi lo spirito, respirate aria buona, non parlo dei cibi che sono speciali ovviamente come sappiamo, alzate gli occhi a questo cielo terso e a queste vette dei colli che circondano San Casciano per rivolgere un pensiero a Dio. San Casciano dei Bagni vi aspetta con il suo splendido territorio e le eccellenti acque termali. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella provincia di Siena. Ciao! Ti aspettiamo a San Casciano dei Bagni!